Mi dispiace, non volevo farlo, lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia il 55enne che sabato scorso, dopo un litigio con la ex, ha dato fuoco alla casa in cui abitavano. L'uomo è indagato per incendio doloso e lesioni. Alla donna, 47 anni, avrebbe assestato secondo l'accusa uno schiaffo nel corso della violenta discussione. Assistito dall'avvocato Marta Camarotto, il 55enne ha ammesso di aver perso il controllo e ha detto di essersi pentito del gesto. Ha spiegato di aver tentato di spegnere le fiamme che avevano subito avvolto la stanza e di aver aiutato l'ex compagna ad uscire dalla casa. Avevamo bevuto parecchio, ha dichiarato al giudice, una versione che sarebbe stata confermata anche dal racconto di alcuni testimoni. Al termine dell'interrogatorio il giudice si è riservato di decidere sulla misura cautelare richiesta dalla procura, che ha proposto nei suoi confronti l'obbligo di firma. La difesa starebbe inoltre valutando la possibilità di chiedere il procedimento con un patteggiamento. Il rogo era scoppiato in via Castaldo, dietro la stazione ferroviaria di Treviso. La lunga colonna di fumo era visibile a distanza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia aveva litigato. Al culmine della discussione, il 55enne avrebbe versato un liquido accelerante sul materasso della camera da letto e poi avrebbe appiccato il fuoco. Ad aiutare la coppia ed il loro cane erano stati due ragazzi che abitano nell'appartamento accanto e che si erano precipitati per aiutarli ad uscire dalla casa. La donna era stata accompagnata in ospedale per accertamenti e dimessa nel corso della stessa serata. L'appartamento è andato praticamente distrutto, ma fortunatamente le altre abitazioni, pur con qualche danno, non sono state intaccate dal rogo.